Vin dice il vin conta che il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, e in altri siamo arrivati a fine di novembre. Fine di novembre è il preludio alle feste di Natale, tutto il periodo che prepara il Natale, quindi il periodo più dolce dell'anno, quindi freddo e dolce. Cosa che siete meglio di un buon gotto di vin dolce per scaldarsi? E con chi ne parliamo per parlare di un argomento del genere se no con Angela Maculan? Angela, dove ti trovi e cosa ti ne conti in qua? Ciao Alcanaia, un piacere ritrovare te e i tuoi ascoltatori ancora una volta. Oggi siamo qua nel nostro fruttaio dove noi passiamo l'uva per fare il torcolato, che è uno dei vini dolci che noi facciamo, proprio per parlare di vini dolci. La sensazione del dolce è la più piacevole quando noi mettiamo in bocca qualcosa di dolce ed è soprattutto la prima che fin da bambini appena nati assumiamo e impariamo a conoscere grazie al latte della mamma. Quindi è chiaro che nel corso dei millenni, si può dire, dei secoli di sicuro, l'uomo abbia cercato di riprodurre questa sensazione dolce. Già ai tempi dei Romani, infatti, il vino veniva aromatizzato con il miele per renderlo più dolce. Oggi, ovviamente, dopo tutti questi anni, dopo tutti questi secoli che sono passati, i vini dolci chiaramente si fanno in maniera molto più professionale, partendo appunto dall'uva e non aggiungendo il miele, perché altrimenti non sarebbe tecnicamente vino. Ci sono diversi modi per fare i vini dolci e questi sono soprattutto legati a dove si è geograficamente parlando. Se noi infatti partiamo dal sud, per esempio dalle isole della Grecia, piuttosto che anche dalle isole Canarie, si fanno i vini dolci con l'appassimento all'aria. Si lascia l'uva in pianta fino a che va oltre la maturazione e inizia anche un po' di appassimento dovuto al caldo e al vento. Passiamo poi per Pantelleria, ad esempio, dove si fa il vino dolce lasciando appassire l'uva al sole. Questo accade anche nel sud Italia. Salendo poi verso il nord, ahimè noi in Veneto non abbiamo gli autunni lunghi e soleggiati come li hanno in altre zone d'Italia, quindi l'appassimento avviene all'interno in una stanza ben aereata. Nel nostro caso usiamo il fruttaio, come da tradizione, che era la stanza più facilmente arieggiabile in quanto c'erano appunto gli abbaini sul soffitto e le finestre basse, e si crea così il ricircolo d'aria. I vini dolci poi, proseguendo al nord, si fanno o con l'attacco della muffa nobile, quindi soprattutto in determinate condizioni di temperatura e umidità ci può essere lo sviluppo della Botrytis cinerea, che è la stessa muffa che fanno le fragole quando le dimentichiamo in frigo, ma in determinate condizioni di temperatura e umidità appunto rimangono in forma ipovirulenta o infavata e rendono questi acidi, gli acidi dell'uva, belli, marroni e con la buccia sottile, quindi tutto molto più concentrato. Proseguendo a nord, anche in passato molto di più anche in Europa, ma soprattutto in Canada, nella zona delle cascate del Niagara, invece si fanno gli ice wine. Si lascia l'uva in vigneto fino a che le temperature arrivano sotto zero, 10-15 sotto zero, e questo fa sì che l'acqua all'interno dell'acino si ghiacci. Questi sono appunto diversi modi, poi c'è ovviamente, come può essere per il moscato d'Asti, si ferma la fermentazione attraverso la filtrazione, oppure, come nel caso del porto, si ferma la fermentazione lasciando dello zucchero residuo utilizzando l'alcol. Il mondo dei vini dolci è un mondo meraviglioso e che ha delle profondissime radici storiche. In Veneto, infatti, se si fa caso, in ogni singola zona dove si produce vino tradizionalmente c'è un vino dolce. E questo perché? Perché la Repubblica di Venezia una volta portava il vino dolce dalle isole greche, dalle isole dell'attuale Croazia, e quando poi ha perso quei territori ha spostato la produzione di vino dolce dalle isole all'interno del proprio territorio, per cui da Venezia fino a Bergamo c'è una grandissima tradizione di produzione di vini dolci. Ringraziamo Angela Maculan dei Cantine Maculan. Grazie mille, è stato un grandissimo piacere come sempre e alla prossima. Ciao! E ni altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sabeo.